Leonardo, ho chiesto al mister che è d'accordo con me, Conegliano ci ha abituato troppo bene, quindi tra virgolette le aspettative dei tifosi, dei giornalisti, un po' degli addetti ai lavori in seconda parte erano alte, poi gli esce un pareggio che può lasciare l'amaro in bocca, e invece deve essere letto come un buon punto, un ottimo punto questo. Sì, assolutamente, direi di sì. Noi venivamo giustamente da un momento di fiducia con 5 vittorie consecutive, quindi c'era entusiasmo e tra virgolette, come ha detto lei, poteva sembrare una cosa scontata ormai, però non è per niente così, perché sappiamo il Bassano che valori ha, che squadra è, per cosa è stata costruita a inizio anno, ha giocatori importanti, l'esperienza sia dietro in mezzo al campo, giocatori fastidiosi davanti, quindi noi ci aspettavamo questa partita qua. Loro sono molto bravi a muovere la palla dal basso, infatti abbiamo un po' subito questo, però ci sono anche le partite di sofferenza e credo che, come dice lei, questo qua è un punto importante contro una squadra importante, bisogna sapere anche soffrire ogni tanto, quindi oggi credo che la prestazione, nonostante i tanti errori e tutto, comunque è da prendere in maniera positiva. Conegliano è un passaggio importante della tua carriera, o pensi anche di rimanere il prossimo anno? O non ci pensi al momento? Questo diciamo che al momento non ci penso ancora, nel senso sono venuto qua con il massimo entusiasmo a dicembre, sapendo che società che trovavo, i compagni, tutto molto bello e super accogliente tutti. Stiamo lavorando bene col mister, con lo staff, con tutti quanti, qui però al momento sono concentrato su queste 8 partite che mancano per dare il massimo e poi a fine anno si vedrà volentieri. Da giocatore come giudichi al momento la tua stagione qui a Conegliano? Allora, a livello mio personale credo sia un buon momento, comunque appunto, ma mio come tutti i miei compagni, perché appunto, come dicevo, veniamo da 5 partite vinte, questo è un pareggio importantissimo, quindi un momento di fiducia, se c'è da rischiare la giocata si prova senza rischiare nulla, quindi credo sia un buon momento, quindi no, siamo soddisfatti, sono soddisfatto del mio percorso qui a Conegliano. Okay. Aspetta un tuo gol di testa. Sì, anche io lo aspetto, è un po' che no, ci stiamo lavorando, nel Stai senso, lavorando, sì, ho visto, fai anche dei ponti, sì, in teoria quella palla lì oggi era per riuscire a colpire verso la porta, poi giustamente non è facile da calcio d'angolo, non si ha il joystick, quindi la palla è arrivata un po' troppo lunga e ho cercato di metterla in mezzo, però sì, l'obiettivo è sbloccarmi anche qua con Conegliano, assolutamente. Grazie. Io ritorno sulla sosta come con il mister. Credi che arrivi al momento opportuno per recuperare un po' di energie, oppure sullo slancio avresti preferito continuare ad andare avanti? No, ti dico la verità, è un buon momento secondo me. Comunque come veniamo da un buon filotto, sempre sul pezzo, allenamenti sempre molto intensi, quindi diciamo che comunque il fisico inizia a sentirlo. Secondo me è il momento perfetto per poter staccare una settimana, anche a livello di testa, sciogliere un po' di tensioni e per poi ripartire a bomba tra una settimana per le ultime 8 partite che sono fondamentali per decidere un po' che fine farà questo Conegliano a fine campionato. Nel segreto dello spogliatoio con il pallottoliere avete detto la salvezza è a quota? Allora, non è che mi piace fare i calcoli a me, la salvezza è quando si è oltre non si dei fanno punti. calcoli, però. In teoria 40-41 dicono, poi non si sa, 42 più o meno la soglia è quella, però comunque quest'anno anche le squadre sotto continuano a vincere, perché anche loro comunque fanno risultati in campi importanti, tutto quanto, quindi la salvezza in questo campionato non è mai scontata, bisogna guadagnarsela fino alla fine, adesso siamo tra virgolette un attimo più tranquilli, però prima si arriva alla quota salvezza e poi si può pensare anche a guardare in alto la classifica. Quindi si può dire che, visto che qui è la patria anche del ciclismo, che Conegliano è l'ultimo chilometro. Sì, dai, posso essere d'accordo, dai, sì, manca le ultime curve per essere tranquilli dal lato salvezza e poi, perché no, potersi divertire perché la squadra ha voglia e si può fare tanto. Ok.